È intelligente, cerca degli appoggi, guarda e scruta la parete di ghiaccio. Oggi si va sull'effimero. La preparazione richiede qualche istante e dopo sarà subito adrenalina. Con lui c'è il nuovo compagno Piutti, che viene da una sbornia colossale. La classica arsura del giorno dopo ha fatto sì che si porti dietro 5 litri d'acqua. Il compagno Matteo Kuder è a fare l'esame della patente, speriamo gli vada bene, altrimenti lo pesto io che non è venuto oggi. Ecco Plazzotta che attacca subito il ghiaccio. La visuale non rende molto, adesso cambierò visuale per farvi vedere un po' più da lontano come funziona. Questa cascata è lunga, 30 metri, però ha parecchi gradini. Arriva lassù. Siamo alla ricerca del Checco Plazzotta. Ed ecco che pianta il primo chiodo, cascata, dove Checco Plazzotta è impegnato da primo con grande coraggio e ardore. Saranno i suoi 30 metri più lunghi della vita. Sentite che sta tirando giù una immensa quantità di ghiaccio sulla testa di Piutti, che non ha neanche il casco. Piutti, vuoi il casco? Vuoi il casco? Il gesto tecnico. Batteria. Primo è un temerario.